La bellezza, qualità del bello, è etimologicamente femminile e, materialmente, corrisponde con il corpo di lei. Nel tempo, gli artisti lo muteranno, adeguandosi a canoni imposti dal potere politico, religioso, dal gusto estetico del committente e dall'impertinenza dell'autore. Il ritratto di fanciulla, affresco proveniente da Pompei ed ora al Museo Nazionale di Napoli, è uno stupendo esempio della pittura romana. Raffigurata in un momento di riflessione, con gli occhi che cercano suggerimento nella sua biblioteca di immagini e parole, per completare lo scritto che ha davanti a sé. Occhi grandi, castani, come i capelli ribelli sotto la reticella, mediterranea bellezza. Con la punta dello stilo tocca il labbro inferiore di una bocca giovane e sensuale. Un invito a guardare. La moglie di Paquio Proculo, un panettiere arricchito, regge uno stilo per simboleggiare cultura e pretesa. Un pannello raffigura con straordinaria grazia, che ritroveremo nel Rinascimento italiano fiorentino, primavera, delicatezza, raffinatezza cromatica, naturalezza del gesto. Nessuno osi pensare ad un'arte antica. A Tarquinia, per quanto corroso dall'ingrato tempo, Velia, la giovane sposa di Velcas, ha gli stessi occhi grandi, labbra carnose, il collo adorno di preziosità ed i capelli ricciuti trattenuti da una corona d'alloro. Anche lei guarda con intensità ma molto lontano, tanto da immalinconirsi. È un affresco tombale, non c'è da stupirsi. Passarono i secoli e tra i grandi Alberti nel De Pictura cita Masolino, che di Masaccio fu compagno. Attorno al 1420 dipinge a Firenze una maternità dell'umiltà dai tratti aggraziati propri del gotico. Qualche decennio dopo, Jean Fouquet, tra i maggiori pittori francesi del XV secolo, dipinge una Madonna del latte che riporta in trono la lucentezza della pelle femminile celata al sole dei tempi bui. La tradizione vuole che il volto sia della compagna di Carlo VII, Agnès Sorel, celebrata per la sua beltà, il lindore della pelle e la pienezza di virtù femminili. Selvaggia è la misteriosa creatura del Giorgione, bella di viso, sola, con il bimbo, immersa in una natura che le si addice. Lo sguardo allarma quanto il fulmine sopra di lei, madre solida che tutti nutre. Con quale seno, destro o sinistro? Non si capisce e lei non spiega. Il mistero serpeggia nell'opera allegorica del Bronzino. La vita seduce con l'eterna mela, la lusinga del piacere, il gioco del desiderio che neppure il tempo sopirà. Le maschere denunciano la farsa che il vecchio svela. Sì, vecchiaia e morte sono alle porte, e chi non gode l'attimo si dispera. Incantevole, la Madonna del Magnificat,
del Botticelli. Scrive e spiega il fascino della parola di cui chi ascolta si nutre. Rivediamo la primavera, confrontiamola con quella di Pompei. L'arte annulla tempo e spazio. Oltralpe la reclude in un orto botanico e non sarà la rosa offerta a cancellare dal volto il velo di tristezza. Reclusa nel ruolo di madre, lo sarà per sempre. Tuttavia, Bartolomeo Veneto libera Lucrezia Borgia, figlia di un papa, dal pesante giogo e per scrupolo le solleva il velo d'oro, scoprendo un ben più prezioso seno, protetto all'occorrenza da una croce bizantina. In mano regge margherite e viole del pensiero. Lucrezia ci scruta maliziosamente. Quale delle primavere gradite? Quella dei fiori recisi o la gemma della mia giovinezza? Conoscendone l'abilità nell'inventare memorabili aperitivi, ci asteniamo dal giudizio. Tiziano, con la Venere, replica da Venezia. Firenze con Botticelli suona a festa la corsa al disvelamento del corpo femminile, simbolo della gioia del vivere rinascimentale, scavalca le Alpi e, veronese, allaccia l'amor profano di Venere con Marte, le cui armi son deposte di fronte all'eterno femminino. Pontormo, su cartone di Michelangelo, ripropone il tema dell'inganno, dell'abbraccio amoroso. Memling, in territorio di riforma, desnuda Bezzabea, futura sposa di Davide, il disappunto silenzioso della serva. Gli sarà utile schermo. Hubert e Jean van Eyck, nel Politico di Gand, accanto all'agnello mistico, collocano un Adamo ossuto ed una curvilinea Eva. Il frutto che regge sembra rosicchiato, il gonfiore morbido dell'addome lo confermerebbe. Fuori, nelle piazze, la festa impazza e tra le goffe danze un bacio ci scappa e Bruegel lo fotografa. L'amore e la magia che più si avvicina alla stregoneria. Bosch, nato a Bois-le-Duc, ossia figlio del bosco, ha il privilegio di vedere il mondo dei folletti nel giardino delle grazie. Colto, vezzeggiato dall'alta borghesia, studia i tarocchi e l'alchimia, per quanto pratiche condannate dalla legge, poiché l'insidia demoniaca è insopprimibile. Per cui, se tutto può essere e non vi sono confini, il disordine diventa la normalità e persino gli oggetti possono essere viventi. L'inferno musicale, un particolare del trittico delle delizie, ne è un esempio. Il volto di fanciullo, disegnato con color seppia, è di incomparabile dolcezza, ma quando vuole sa aggiungere al bel volto dell'amante di Ludovico Sforza Cecilia Gallerani, suggestioni memorabili. La dama, come l'Ermellino, ascolta attentamente. Il sorriso sarebbe superfluo in chi porta in sé un segreto e quindi un sospetto. Gli storici vorrebbero che l'Ermellino rappresentasse Ludovico il Moro, detto l'italico Morel Bianco Ermellino. Così fosse, reggendone le sorti, Cecilia non avrebbe motivo di temere. Osservate ora la mano, ossuta, sgraziata, pare un artiglio. Ludovico non avrebbe mai concesso tale sudditanza. Eppure la mano non è una nota stonata, è in armonia con le zampe al momento in abbandono, pronte tuttavia
a graffiare per difendersi. A Fontainebleau 2 busti nudi si specchiano. Uno tocca il capezzolo rosa dell'altra. Il suo si è scolorito. Sul fondo una donna cuce. Un abito nuziale o un sudario funerario? Forse assistiamo ad un passaggio di consegne tra chi fu e chi sarà regina dello stesso re. La riforma si va affermando nel cuore dell'Europa e Hans Burkheimer rammenta che la gioventù è una malattia che passa con il tempo, castigando la donna anziana a guardarsi come sarà. Dal sud, Paris Borbone, con la Venere rivelata da Cupido, replica al dolorismo, rammentando il magnifico Lorenzo, chi vuol esser lieto sia, le domani non v'è certezza. Hieronymus Bosch ridicolizza le delizie, trasformando l'esistenza in una bolgia grottesca, come abbiamo visto. Dosso Dossi veste Circe, la maga fascinosa, di panni ricchi ed austeri. La sua incantevole virtù si esprime nella pittura. Sottile gioco di rinvii. L'arte è artifizio, lontano quanto più possibile dalla realtà, ed il suo fascino è incorporeo, inodore, solo disegno e colore. In Centro Europa la riforma luterana si rafforza. Abbiamo visto Bosch ridicolizzare il piacere. Jean Vermeer assegna alla donna il compito di domestica. Le signore borghesi scrivono senza timore lettere d'amore. La fantesca si sa o si suppone non sappia leggere, eppure, consegnando la risposta, un dubbio nasce alla donna con l'orecchino, che un tempo fu giovane, incerta del suo destino. Vermeer era cattolico in una Olanda calvinista. La volgarità dell'amore mercenario è un omaggio alla severità riformatrice. Roma, dopo il Concilio di Trento, s'apre al barocco, allo stupore, fine a se stesso, alla magnificenza che dovrebbe riscaldare le anime intiepidite dei miscredenti. Se i riformatori lodano la sobrietà, Roma la schiaccia. Bernini scolpisce l'estasi di Santa Teresa con esplicito richiamo a Venere ferita da Cupido. Non bastasse ad esprimere lo spirito del tempo, la beata Ludovica Albertoni par debba morire per caduta in amore. La donna è libera di volare e, se Apollo l'afferra, si trasforma in alloro, pur di non soccombere. Tintoretto amplifica con uno specchio la rigogliosa beltà di Susanna. I vecchioni sono un pretesto. Vulcano, intimorito dal fulgore di Venere, cerca di coprire l'oggetto dell'assopito desiderio che la dea intende risvegliare, mentre Giove in fasce se la ride. Che Vulcano sia nella stanza da un po' di tempo lo testimonia il cagnolino pronto ad accompagnare il vecchio all'uscio. Il Parmigianino, a Fontanellato, luogo quanto mai appropriato, lascia Diana intenta al bagno. La carnalità esplode con grazia. La conciatura accurata è una festa olimpica. Venezia, la Serenissima Repubblica, diede i natali a Lorenzo Lotto che, attorno al 1530 circa, ritrae la giovane Lucrezia Valier dallo sguardo fieramente severo nello indicare l'omonima romana, che difese la sua virtù suicidandosi, ed il cartiglio certifica la sua virtù morale. Venezia tollera anche l'intolleranza. Il bolognese Reni, celebre per le teste delle beate rivolte all'insù, tra le rotondità mammarie di Cleopatra pone la serpe del pentimento. Il pentimento dialoga con la sensualità. Il clima romano
induce l'andaluso Diego Velázquez a dipingere l'unico nudo, quello della ventenne Flaminia Triva, sua amante. I nodi dell'amorino si scioglieranno con la gravidanza di lei, delle cui sorti e del figlio Antonio nulla si sa. Artemisia Gentileschi dipinge se stessa, offesa nell'onore da Agostino Tassi, sostituendo Giuditta nell'atto di tagliar la gola ad Oloferne, aiutata dalla serva, che trattiene lo sciagurato. Si può considerare il primo manifesto della liberazione femminile. Artemisia compie l'opera con distacco chirurgico, consapevole che l'artifizio artistico può aderire alla verità più e meglio della opinabile giustizia. Peter Paul Rubens, durante il viaggio in Italia, si lasciò affascinare dalla pittura romana, Sansone ed Alida. Lei vincitrice, lui esausto d'amore, esaltazione del potere femminile. Oltralpe, Gérard Donne sforna immagini di quotidiana fatica della donna: innaffiare, scuoiare lepri, spennare e cucinare. La Spagna è pervasa dal dolorismo. La Maddalena di Ribera, che medita su un teschio, ci invita a spingerci oltre i Pirenei. Jean-Antoinette Poisson, amante di Luigi XV alla storia Madame Pompadour, la donna più potente del regno, François Boucher celebra con un dipinto la sua bellezza e potere. Venne esposto al Salon del 1757. Le guance arrossate di virginale timidezza, mentre è attenta ad ascoltare gli echi dei suoi intrighi per favorire i suoi e indebolire i nemici, sono una fotografia perfetta. Così fan tutte, canta Mozart, mentre si affila la lama della ghigliottina. Teste cadranno per la vittoria della borghesia che subito ripristinerà l'ordine con la classicità, imponendo regole di forma e contenuti. Una noia mortale invaderà l'Europa. Osserviamo la danzatrice con le mani ai fianchi, commissionata a Canova da Giuseppina Beauharnais. L'aderenza del panneggio alla carne, il virtuosismo nel rendere trasparente il marmo, l'illusione della morbidezza della pelle, troppo liscia, perfetta, rigorosa, scivola nella statuaria funeraria, in particolare nella testa. Un volto algido, inespressivo, con una impressionante acconciatura. Questa è l'opera che gli storici dell'arte designano tra i capolavori dell'artista. La Venere italica, che replica la danzatrice nel capo, è la Venere dei Medici del II secolo a.C., per volontà di Ludovico I di Borbone, ci offre la possibilità di un confronto che supera ogni argomentazione. La perfezione è frigida. Sosterrà in un libro il vicentino Goffredo Parise e noi condividiamo. Venezia, ancora per un po', lontana dalle invocazioni di libertà, fratellanza e eguaglianza che Napoleone tradirà, si gode la classicità incantevole del Tiepolo nel banchetto di Antonio e Cleopatra, il cui décolleté è un'arma a cui l'imperatore rende omaggio con una preziosa perla, e Giuseppe Maria Crespi, con la scusa di un fiore semplice dono, tenuto ben celato, espone il seno della pastorella. Francesco Hayez, figlio abbandonato da un pescatore veneziano, testimone della caduta di Venezia, ci accompagnerà dal classicismo al romanticismo. Venere, che scherza con le colombe, è di realismo che fece scandalo a Brera. La modella era Carlotta Chabert,
una bellissima amante di un conte trentino, un vigore incontenibile, in distonia con i tempi della sconfitta veneta e della restaurazione asburgica. Malinconia è il titolo di questo dipinto emblema della crisi di speranze recise. Regge il crocifisso d'un libro, la storia d'Italia. La veste cade, il capo reclina. Uno sguardo cerca uno spiraglio dall'angoscia. L'Italia, che immaginiamo rappresenti, vuole redimersi con un bacio che passerà alla storia. Il soldato è pronto a raggiungere le truppe di Vittorio Emanuele. Jean-Auguste Dominique Ingres vive la gloria di Napoleone, che dipinse in Trono e la tragedia della sua sconfitta. Si rifugiò nell'esotismo orientale con l'odalisca e la schiava all'interno di un harem. Si avvertono nello spigoloso chiaroscuro del lenzuolo grigio-azzurro e nel contrasto cromatico del ventaglio, ed ancor di più nel bagno turco del 1862, la ricerca di forme nuove. Sarà un americano, nato a Firenze, John Singer Sargent, con il fumo d'ambra a trasferire la luminosità del marmo nella pittura. Una donna misteriosa, riccamente vestita di seta bianca, in un anfratto moresco abbagliante, s'inebria di mirra ed incenso. La luce dell'abito di Lady Agnew, rafforzata dal contrasto con i neri occhi ed i capelli, è ricerca di luce in movimento. L'abilità straordinaria del pittore nel rendere la sensualità di Agnes, nello sguardo languido, il sorriso invitante, la morbidezza della pelle velata sulle spalle, la sinuosità della coscia accavallata, sono dettagli che la committenza apprezzerà. I giochi della luce in movimento sono la scoperta che rende Sargent l'artefice primo di un movimento, l'impressionismo, che porterà Parigi al centro del mondo artistico. Un'ultima opera, Kashmir. I colori sfumati, la dolcezza dei volti, il loro incantevole pudore ricordano, o ci sbagliamo, la fanciulla di Pompei? Concludiamo con due ragazze in abiti bianchi. Sarà la pittura italiana ed il fascino medio orientale ad ispirare Gustave Moreau. Nell'apparizione associa il capo sanguinante del Battista alla sensuale Salomè in una nicchia di chiesa cristiana rivestita di tappeti turchi. Il dipinto, i liocorni, hanno richiami pittorici della scuola ferrarese. Il corpo femminile perde verità, diventa simbolo di una verginità fiabesca che l'unicorno, animale fantastico, attesta. Se la donna è simbolo di virtù astratte, la pubblicità in un amen se ne appropria. Mucha Alphonse raggiunge la celebrità con il manifesto dell'esposizione del 1897. In Pomerania si sogna in solitudine. La donna al tramonto, Friedrich, l'autore, sul mare di nebbia. La malinconia, malattia dell'anima, in Füssli, lo svizzero, scivola in necrofilia con l'incubo che entusiasmerà il pubblico londinese da sempre amante dell'horror. A Roma troverà consolazione ammirando la grandiosità delle rovine imperiali che ritroveremo ricostruite in lavori di De Chirico, e la follia di Kate annuncia l'urlo di Munch. Svizzero è anche Böchling, nell'Isola dei Morti e in Bonaccia, ove esprime la sua tetraggine. Frederick Leighton, campione d'arte vittoriana, reclude Psiche
e spoglia Euridice, sposa d'Orfeo, di ogni fascino per il marito. L'arguto dandismo di Oscar Wilde si insinuerà penosamente nella pittura ed Eros, dopo 2000 anni, abbandona Psiche in un museo. La rivoluzione industriale è iniziata e l'individuo è solo davanti alla macchina a vapore e Pan esce di scena. Cassandra lo sapeva e dispera. Fisica esige che ad ogni azione si contrapponga una reazione uguale e contraria. In Italia Giuseppe Pelizza da Volpedo annuncia la nascita di una nuova classe, quella operaia. Mirabile coincidenza. Ed una nuova luce da levante impressiona gli artisti, con Claude Monet nel Soleil Levant. Per la prima volta i pittori cercano di rappresentare non ciò che gli occhi vedono o la mente immagina, bensì le loro impressioni emotive. Dalla Provenza a Port-en-Fleur a Montmartre è un ricercare di colori in movimento. Eppure il divisionismo, ossia la tecnica di separare i colori con minuti punti anziché con fluide pennellate, era nato in Italia. Con perplessità la dama di Federico Zandomeneghi, prima di uscire, dopo aver interpellato lo specchio, controlla con minuziosa attenzione l'effetto della sua arte di floreale composizione. Giovanni Boldrini farà strada in Francia, con le sue donne eleganti, seducenti. La tecnica è vestirle, si direbbe nel nudo del 1895. Spoglie sono erinni. Comprensibile la scelta di Paul Cézanne. Il rifugio dalla perfezione al bar, per giocare a carte con licenza di fumare e bere. Questi anticipa la solitudine esistenziale dell'espressionismo tedesco. Franz Marc, morto il 4 marzo 1916 sul campo di battaglia di Verdun, dipinge cavalli azzurri, volpi, tigri e in un sogno una donna da questi protetta. Gli uomini giocano alla guerra. Osservando i quadri si accentuano i segni del cubismo picassiano. Tutto si infrange. In Francia, con Gustave Moreau, il simbolismo, speculare via di fuga dagli orrori, permea di rassegnazione, dalida, esangue e perplessa. Sarà la serva a compiere la missione. La seduzione dubita di se stessa, riflette sul suo potere di generare gioia ed illusione, felicità ed inganno. Se la vita è un girotondo senza capo né coda, Henri Matisse ne fa la sua cifra estetica e raggiunge l'apice del suo stile fauve, ossia selvaggio. L'Austria Felix preferisce il decorativismo lussuoso dell'Art Nouveau e il bacio di Gustav Klimt con lei inginocchiata, affogata in un prato di fiori ed oro, ha una allure tragica. L'Austria Felix sta morendo. Il 6 febbraio 1918 Klimt muore e con lui la secessione viennese di cui fu fondatore e così la serenità imperiale austriaca. I nazionalismi esplodono. L'Italia, euforica,
si proietta con Boccioni nel futurismo e l'unica forma, sia uomo sia donna, vale purché sia in movimento. Se la donna impera, Modrian si ripara dietro una griglia policroma. Robert Delaunay dedica a Madame Heine un tridimensionale crocefisso e un'aura di santità. Alexander Calder in Joséphine Baker ne fa una radiografia. Danza macabra, un'altra, più feroce guerra s'avvicina. Il cubismo, esaurito lo strabismo, lascia la scena al modernismo, alle rotondità femminili di Amedeo Modigliani, amante ricambiato dell'eterno femmineo, a Marc Chagall che sogna di volare con Bella, la sua sposa, o Félicien Rops che, con ironia, ne esalta la forza nel condurre l'uomo al collare come un maiale. Tra i surrealisti, Salvador Dalì riprende il soggetto femminile un secondo prima del risveglio. Attorno a lei, incantevole dormiente su una roccia strappiombante, un corredo di incubi o forse pericoli imminenti. Sicuramente si desterà, confondendo l'aggressione con un delizioso sbadiglio. La bellezza della gioventù è puro diamante. Certo non si scioglierà come un orologio mollo. La distribuzione globale dell'arte suggerisce ad Andy Warhol la produzione da supermercato, creando icone da pitture, usando foto di stelle hollywoodiane, ed il volto di Marilyn potrà entrare in ogni cucina. Roy Lichtenstein usa il Photoshop per le sue donne da fumetto, bionde, ariane, con o senza la griglia metrica. Farà milioni. Se replicare rende, Kate Haring ne fa a bizzeffe. E se la vita è stipata nei market e tutto si confonde in un oggetto, Basquiat se ne fa beffe di donne da museo o di quadri appesi nelle cucine e esce per le strade a trarre ispirazione dai murali. Siamo nella contemporaneità, lontana dalla realtà, e il surreale annuncia un pericolo imminente e seducente. L'artifizio si diverte a citar se stesso. L'ultimo sacrificio o l'ennesimo di chi sarà? Carlo Fribaldi, figurativo astratto, sfoca l'ultima cena. Dopo Hiroshima è preferibile sognare, tornare bambini all'arte prima delle case d'arte, al naif. La ridente tigre che Ligabue avrebbe donato per un bacio rifiutato. Una ragazza sdraiata nel sottotetto emana baci che usciranno dalla finestra a rallegrare il mondo. Ritroviamo il verso giusto nel labirinto di specchi. Lasciamo sia lei a colorare il mondo. Troppo tardi per Alfonso Rocchi. L'eternità è nel marchio registrato di un copyright. Le ragazze cubiste non sono le demoiselle d'Avignon, son mele d'acciaio in equilibrio instabile, in rotta per il porto che non c'è. La celebrità è riservata all'animazione. La beltà stupisce ed esce dallo schermo. La Dark Lady sfonda lo schermo. Eva urla dal dolore. La femminilità è vinta. In fondo, il mondo femminile sarà più felice. Il tormento è nel cervello.
nel nostro. Il dubbio impera, ma la storia ci piace raccontata per uscirne in qualche modo, con un'immagine sconcertante, una foto di un suicida, elaborata da Andy Warhol, oracolo di una inimmaginabile follia dell'uomo. L'arte non imita la realtà, talora la anticipa.